Quando si è già raccolto un discreto quantitativo di fiori, questi vengono portati all'interno di un laboratorio oppure anche all'interno della casa, dove poi ci saranno delle persone che effettueranno l'operazione di mondatura, cioè la separazione dei 3 pistilli rossi dal resto del fiore. Il fiore viene aperto e i pistilli vengono staccati, incidendo proprio con l'indice e il pollice lo stelo nella parte in cui i 3 stimi si uniscono, facendo in maniera che la parte biancastra dello stelo venga eliminata, ma che i 3 stimi rimangano attaccati fra di loro. I pistilli devono essere manipolati il meno possibile, in modo che rimangano interi e non si abbia un deprezzamento della spezia. L'operazione di mondatura ha un effetto socializzante perché attorno al tavolo dove ci sono questi fiori da ripulire si siedono le persone che conversano, parlano, raccontano vecchie storie, commentano i fatti della vita quotidiana. È un'operazione molto lenta che viene eseguita completamente a mano. Non ci sono macchine che sono in grado di fare questo tipo di operazione. A parità di numero di fiori, il tempo che ci vuole è il triplo rispetto a quello che noi mettiamo per la raccolta. Proprio perché è un'operazione lenta, per essere economicamente sostenibile deve essere per forza fatta a livello familiare.